tu. Ma è fregato un'altra volta. Ecco voi. Vuoi ci darci un po'? No. Lei chiamate Mario. No, ma Mario. Giù così hai uguale. Ma io volevo dire. Ma che vuoi dici tu? No. No, mamma Remo, no. No, non è vero, non può essere. No. 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 Giovanni, Margaret. No. Questo? No, non è mio. È passato. E perché era adesso strido? Tu mi fai sfogliare tutte cose colpa mia. Per farsi variare in una cosa brutta assai. Una cosa che chiunque figli e mamma l'avesse vista. Sarebbe morta, può dispiacere. Ma allora è stato un suono. Le cose non bene. E che ne so no? Per farsi vedere a mamma Remma mia, che stava per morire. Ma che le sono stessi pensieri che ti mandano lo sangue agitato, perciò ti passa così. Sì, forse avete ragione. Non la voglio nemmeno pensare a cose che sarebbe morto per me. Senti, ma mi insegnare. La prima cosa che ha da carcerato non ha da pensare a nessuno. O se no perde la salute, la pace. E difficilmente si vedrà la luce della libertà, nata voi. Ha ragione al capo. E voi? E chi ne va a posto tu, senti? No, volevo dire che... Dove stati? Ma è possibile che dovete sempre litigare? Tutti tu, sempre litigare? Ah, io? Ti ha stati con chi? Già sta zitto, o dici? E zitto! A zitto! E basta! Abbassa! Abbassa o dici pure. Sono invecchiata prima dei giorni miei. Sto a pochi giorni chiuso qua, in sto carcere. E mi pare come se ci stesse a un secolo. Mi parano condannata a morte. Mi pare Silvia Melli. E te lagni tu, che ancora fa cosa? E te dirò piacere che puoi uscire all'istruttoria. Io sto carriando chiuso qua dentro e non ci avrei passato di sette prima di vedere la libertà. Cacciarici che sono andato in giù da così e non faccio nemmeno perché ci sono su. A proposito, perché sono qua io? Io perché sono qua? Non lo sapeva me. Io non so perché sto qui. Ah, se sapete perché io sto qua. Vedi, famiglia con quella pizza che non gli vedere. Perché sta mancano poverato. Sulla morte di fama, ma pure morte di sete. Ma che lo che dici? Mi faccio che vuoi e non c'è niente le conseguenze. O ci metta pure tu come fa farnese agli usanti a parte capo, sì. Ma che ci sei venuto a fare? Me ne qua. Ma no. Ma hanno tenuto prima se io non ho visto e poi mi hanno mandato qua. Io me ne qua. E chi ci viene giù? La pizza che non gli vedere, ma questa che ha fatto tutto voi. Ah, sentite, io parlavo con Marisciò. Marisciò, l'ho mandato a mio marito, io sa tutte cose. Io sa che ha acceso a tornare per l'esportatore. Io, permettete, Marisciò, permettete. Hai se un po' di esperienza. Se ne parla ancora in tuo quartiere di sto fatto. Se ne parla ancora. Il suo padre parla sempre te. E che la mia signora, che ne dice tutto questo? Ah, io faccio dire. Ma io so però, Da quanto la giudizi? hanno buona informatica con chi lo donna Alfredo. Lo stai dicendo tu, ma io faccio dire. Va. Assassino. E dice ragazzi, te sto soffrendo in sta cella fredda e oscura. Per te
capì? Scusa, Cresce. Io non capisco niente più, mi sento sciambazzito. Ma non è che la mamma ci deve non volere. Non basta terra. Sapete quella disgraziata di vedere. Che la mia zega no, che mi ha combinato. Che mi ha combinato a me. Stessa corta però, che tutto quello bene che la voleva, roppa quella che mi ha fatto, è diventato odio, desiderio vendetta, e appena esca a libertà, sarà capace pure di l'uccidere. Sono innocente, credetemi. Non la già ci sia a Raffaele l'esportatore. Signori, ma tutto il quartiere si mi convince che tu sei innocente. Tutto No. quanto. E a cominciare. Sarà condannato stesso, saccio. Mi chiameranno assassino, mentre non ci sono. No, no, qui c'è sta. Lei non vuole essere. Ma chi sa da chiamare a dite che non ci stanno camerieri, non barriste che bene, e ti portano un caffè, una cassola. E ci vogliamo a capire? Chi stanno poche per? La chitrasa cadinata su più che per Roma. Ma non sta dicendo, ti vuoi pigliare la giacchetta per la mano? A batti. Guardiamo! Guardiamo! Silenzio, secondo piano. Forte e chiamo, dai me la mano! Cristo! Cristo! La possiamo dire? Meno male sei ricordato di me. Per cortesia, guardate si vede qualcuno, sì? Oh, signoria, ci posso dire. Parla, non ti preoccupare. Andare! Come siete? Come stai? Nascio! Mi fai piacere? Siete venuti? Sì! Quando viene l'altra volta? Forse mi abbiamo caricato lì! Vabbè! Hai capito? Sì! Abbiamo caricato lì! A cantine stanno le farfarielle! Vabbè! Andare! Vabbè! Come siete? Come no? Da C'è che mettere un buon avvocato! Hai provato a sci! Hai capito? No, mi ricarica! Lasciate a me! Oh! Come siete? Come no? Vado! Prima che te ne vai, 10 minuti la morte! Hai capito? Caro te capisci niente! Oh marito! Per cortesia, state zitti, sì? Ma chi sta parlando? Ma chi sta parlando? Hai da sta zitti! Parla, Cresce, parla, non ti Io ci preoccupare. faccio fare sta zitti! Signore, inizia a parlare. Andare! Come siete? Come no? Vado! Prima che te ne vai, 10 minuti la morte! Hai capito? Oh marito! Non ho capito! Perdona, vai da sta zitti! Ma chi li pensa? Cosa non c'è? Caro stanno qua nelle sciole, ma parla, fa presto, spicci. Ascoltami! E pensa a parlare. Andare! Come siete? Vado! Prima che te ne vai, 10 minuti la morte! Hai capito? Caro, non ti capisci niente! State buono! Ci vuoi fare una strada! State buono! Saluto per la storia! Ma come siamo fuori? Che lo tutto non sa capito? Ho fatto la 10 minuti non l'ho capito! Mannaggia, fermano, mannaggia! Oui. Amore! La volpe! Portate la mano! La mano! La mano! Io mi nascondo. No. Ma quale mazza! Ma quale volpe! La volpe! La guardia carcere! Ma come Lo superiore!
in serg. Ma come chiaccia lei, chi? Ah, guarda che c'è la bocca. Che si chiama? Popò, ah? Popò che entro, ah? Sì, fu per capire, no. Popò che entro, sei a sto voce a voce. Nessuno sta fumando. Popò sto voce a voce. Perché facete voce a voce? Guarda che sta parlando. Nessuno. Sentite, signora Volpe, Non sogno Wolf, ci la Volpe. io sogno un superiore calogero. Signor Cirocero, sentite, Ma qua Cirogena, calogero, un superiore calogero. siete tedesca voi? Ma qua tedesco, se italiano sogno per da mata salvezza. Sono la pantalleria sogno. Sentite, signor Calocere, se potesse avere una bottiglia d'acqua, io mi muore sera. Bottiglia d'acqua, con avolo minerale, Se è possibile Ferrarelle. Ah, avolo ferrarella, Beh, basta che ci vuole. o San Pellerini. Ah, San Pellegrino. Magari volesse una Coca-Cola, Pure la Coca-Cola. Tu facesse una notte, no? E dopo mi fai pure un chilo. Faccio 8. Ma che credo sia che stavo grande hotel, stavo ristorante, stavo bar, non hai te crebbe. I ste carceri! E carceri, stava a piangere sulla mente, e cainter, mi capite? Queste cacciri, e cacciri. Stava a piangere. Stava a piangere. E senza camorria. Ma vado di memoria sede. È un sabete, Ma in memoria fame. un se magna, Non si mangia, non si beve, catino. non si fa nulla, io ando di giorista e carcere. Oh, E carceri, e non facesse più camorrute, perché sennò vi schiaffo in sette per 15 anni a panacchi. oh. 15 anni a panacchi. Hai capito? Non faccio voce voce. No, mi schiaffo insieme per 15 ore. 15 anni. 15 ore non parliamo. Ma Buono che cuore. dai fuori, ma. Devo fare la bagandale del gola chi, sì. Buono cuore, Sì, superiore. c'è posto a sia. Grazie. Sì. Superiore, per me non ci sta lì. Hai 10 anni di carcere. No, non c'è nulla, nulla. Sentite, superiore. Non si sente, Ma vedete, non si vede. se sono 10 cose. Ma di schifezze in carcere qui. Facciotto, forse io non mi va a far perdere tempo. Io la che fare? Io la giro a fare un show musicale del guardia carceraria. Che hai da fare? Un show musicale del guardia carceraria. Voi uno. Oggi è la festa della mamma, no? Oh. Il guardia carcerario facciamo un show musicale. Io sogno cantautore. Hai scritto una canzone, pezzo e musica e l'hai a cantare. E la vita. La vuole sentire? Oh. La vuole sentire com'è? Sentivo Una io. canzone siciliana. Però sottovoce si sente un direttore, ma facci la piena punizione, No, 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 zitto. Mi dispiace che non tenga la chitarra. Oh. Non tenga la chitarra. Stiamo a dire un video qua. Non tenga la chitarra per l'accompagnamento. Ah, chitarra! Ah, Ma come maronna parlo io? facciamo finta che fosse la chitarra, va. Chiaro me. Vrum, 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 vrum. Sentito, brum brum. Ma magari mamma mia sono quadrati su lì, ma no. Ma che scegliete? Oh, cos'è? Ma quale costè? Ma che stai la marcia funebre? Ma con marcia buona, bisogna tutto a quattro in si bemolle. A farlo insieme tosto. Ah! Lo sole già spuntò tra lumari e voi, biduzza mia, dormite ancora. Aceddo sogno stanchi di campari e affriddatito aspettano qua fuori. Sopra il barco letto suppusati e vidi riguarne i va affacciati. Brum. Lasciati stare, non dormite più, che a mezzodì dentro sta manetta sogni magari
Aspetta voi, per vedere sta faccia così bella. Passo cappora tutti li nottati, per vedere quando si va affacciati. Un sputo faccio tu vuoi a chi? No, parla tu. Adesso viene l'allero. L'allero. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, la muruga mi dà l'utonno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, la muruga mi dà l'utonno. Melode! A te tutto carcere. Dai, me ne va, cacca, me ne va. Ma che razza di carcere? Non ci stanno la partita, non ci stanno televisione, non ci stanno telefono che non telefoniamo lei. E chissà come fanno loro a perderlo tutti i clienti. Comincia la merce, vedi tu. No, no, mammarella mia, no, no, mamma no, no. Signori, che succede? Ma scritta Maria, innamorata mia, ma mi è andata a dire che mamma ha avuto un attacco cose. Lascia far dire. Issi ci pensa per te. Ecco, proprio oggi che è la festa sua, a feste tutte mamme, ma arriva